Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno a tutti gli ascoltatori da questa meravigliosa Radio Libertà, la prima trasmissione dell'anno. Intanto tutti gli auguri migliori ai nostri ascoltatori, a tutti i nostri benefattori di Umanitaria Padana, questa associazione di volontariato che si prodiga da anni per le popolazioni che soffrono, soprattutto per i cristiani che sono perseguitati in giro per il mondo, con i mezzi della generosità che ci date con il 5 per 1000 oppure con le vostre donazioni. Facciamo poche cose perché le risorse sono limitate, ma delle cose che possono rimanere, quindi aiutiamo alcune popolazioni. Recentemente abbiamo aiutato una persona in Pakistan malata, una cristiana. Siamo riusciti a comprare una piccola mucca. Ecco, voi direte una mucca, beh, cambia assolutamente la vita, perché nel Pakistan i cristiani non sono solo perseguitati, ma vivono una situazione di semischiavitù. Ma Umanitaria Padana è legata anche alla difesa di alcuni valori, di alcuni principi, soprattutto battaglie che sono state fatte in passato, battaglie che continueremo a fare. Oggi incominciamo a ragionare un po' di più su quelli che sono dei principi, perché ci sono dei principi che stanno prima della società, che precedono la società, cioè che sono alla base del bene comune. In un mondo in cui si vuol far pensare che tutto è relativo e che tutto quello che passa per la testa delle persone o per i gruppi che un giorno si svegliano e la pensano in un modo sia valido, per carità, nessuno mette in mano la democrazia, ma che esista un ordine e che ci siano delle cose fondamentali, dei principi connessi con la natura umana e che non possono essere negoziabili, quindi che non si possa, è un minimo di buon senso che tutti conoscono, ma che oggi come oggi viene messo fondamentalmente in discussione. Questi principi sono fondamentalmente tre: principio della vita, quindi la difesa della vita, la famiglia e la libertà di educazione. Ne parliamo oggi con un graditissimo ospite, Luca Volontè, già deputato di grande fama e di grande valore, opinionista, scrive dei bellissimi articoli sulla Bussola Quotidiana e si occupa anche molto spesso dei cristiani all'estero. Ciao Luca, se mi senti. È in collegamento? Non si sa. Dovrebbe essere collegato, provo a richiamarlo subito. Benissimo. Ecco, quindi dicevamo di questi principi non negoziabili, ma erano stati al centro di una riflessione importante con Benedetto XIV e erano al centro anche dell'attenzione delle forze politiche, quindi il tema della vita, il tema della libertà, il tema della libertà di educazione, il tema della famiglia. E oggi come oggi noi vediamo che ci sono delle condizioni. Regia, quando entra me lo dite, che così lo facciamo introdurre. Ci sono sicuramente dei ragionamenti e delle attenzioni e dei pericoli su questi principi. Il primo pericolo a livello della vita, quindi o la vita la si rispetta o non la si rispetta, e una grande discussione che si sta facendo in questi tempi è quella sul suicidio assistito. È una discussione che data da tantissimi anni, ha incominciato soprattutto con i film oppure con notizie sensazionali, perché la vulgata è questa:
io posso decidere della mia vita e quindi posso decidere liberamente della mia morte, e quindi qualcuno deve pensare anche a uccidermi in qualche modo. Il sistema sanitario nazionale, che non ha nient'altro da fare ovviamente, può pensare di uccidermi, e quest'idea viene propagandata come un'idea di pietà, come un'idea di non far soffrire, come un'idea di allontanare lo spettro della morte, della sofferenza, e viene venduto così. Accennavo prima al fatto che se ne parlasse da tanti anni, e uno dei primi film sull'argomento fu del 1941, Io accuso. Era un film della Germania dell'epoca, in cui la storia riportava il dramma in qualche modo che veniva fatto vivere di una donna che soffriva di una malattia neurologica progressiva, di una paralisi progressiva. Qui il marito era medico, l'ex fidanzato era medico, e a un certo punto il medico decide di porre fine, il marito di porre fine alle sue sofferenze, con una scena bellissima dove gli somministra questa medicina fatale, dove si dicono io ti amo. Viene poi aggredito dal medico curante, il suo ex fidanzato, viene denunciato e va a processo. E c'è questo processo in cui tutti lo attaccano. Processo dove c'erano i giudici, hanno la toga con la svastica, quindi viene processato. Lui alla fine fa una arringa per cui dice: io accuso la società di non voler aver pietà, di non voler accettare di porre fine alle sofferenze. Quindi alla fine venne fatto nel 41 questo un sondaggio, nel 40 venne fatto prima, nel 40 venne fatto un sondaggio e tutti dettero ragione al medico, insomma. Ecco, come criticare uno che aveva posto fine a una sofferenza. Questo film vinse anche la Palma d'Oro al Festival di Cannes. Qualche anno dopo, tipo l'anno scorso, Sorrentino fece un film più o meno uguale, dove si intitolava La Grazia. Anche qui c'è il dramma di un Presidente della Repubblica che deve dare la grazia a un marito che ha ucciso la moglie per sofferenza. E ovviamente tutte queste cose sono degli strumenti per poter far passare nell'opinione pubblica piano piano il fatto che ammazzare uno che sta male tutto sommato non c'è niente, anzi è un'opera di carità, un'opera buona, e quindi ben venga che la legislazione sia in questo senso. Ma vorrei sapere se sei collegato. Sì, Non sono è collegato. collegato. Ah, scusami, ciao. No, No, figurati pensavo che. Massimo, grazie dell'invito e grazie ai tuoi ascoltatori della gloriosa associazione che presiedi, che coordini, che fa tanto bene nel mondo. Luca, stiamo parlando un po' dei principi non negoziabili, dei primi principi, quindi dei tre principi. Tu te ne sei occupato molto a lungo, e stiamo parlando un po' delle minacce o di come si sta muovendo la società e la politica in questo senso. Qual è la tua opinione? Ma intanto ti ringrazio ancora per questo invito. Diciamo che il protagonista di queste battaglie è stato anche Massimo Polledri, non solamente Luca Volontè e pochi altri, e quindi anche tu ne parli per esperienza, più che molti che tendono invece a parlarne come principi ispiratori lontani dalla realtà. E come tu stesso potresti testimoniare, in tantissime battaglie che si è fatte in Parlamento all'inizio degli anni 2000, insomma, si argomentava, ma bisognava sporcarsi anche le mani nel confronto con i nostri avversari in Italia. Hai fatto bene a introdurre questo tema dell'eutanasia, ripartendo un po' dalle origini degli anni 40,
che a loro volta hanno origine nel dibattito sul positivismo e sull'eugenetica dell'inizio del secolo scorso, come tu stesso puoi ricordare bene ai tuoi ascoltatori, un nostro carissimo ispiratore e poeta cattolico, Chesterton, ha scritto diverse opere e in particolare un libro contro l'eugenetica nel 1920, che parla un po' di quello che purtroppo stiamo vivendo anche noi oggi, in particolare su questo tema della eutanasia, che di fatto è un'eugenetica. Perché, come stavi accennando tu, riguardo ad alcune pellicole, a partire da quelle del 1940, alla fine qua non parliamo solo ed esclusivamente di persone gravemente malate che si spaccia all'opinione pubblica vogliono morire e non vogliono invece vivere in maniera dignitosa. Qui parliamo anche delle conseguenze più assurde che stiamo vedendo in molti paesi del mondo. Parliamo per esempio dell'Olanda, del Belgio, ma anche del Canada, dove la legge a favore dell'eutanasia, medical aid, è stata approvata non più di 5-6 anni fa ed ha avuto già delle conseguenze devastanti, per cui ad oggi viene chiesto alle persone che hanno subito una sentenza di condanna definitiva, per esempio, se preferiscono rimanere in carcere oppure venire uccisi attraverso una puntura. E così capita spesso anche a barboni in mezzo alla strada, a persone psicolabili che hanno bisogno di cure psichiatriche, come è successo anche a diversi ragazzi in Belgio, se preferiscono proseguire le loro cure oppure, senza gravare sul sistema sanitario, preferiscono morire. Tutte eccezioni, chiamiamole così, che una volta passata l'eccezione fondamentale, cioè che la vita è un bene fruibile da parte di tutti e può essere terminata quando si vuole a proprio piacimento, diventano poi la regola, per cui non c'è più una eccezione al valore della vita come valore assoluto, diventa un'eccezione il valore della vita in sé, e tutte le opzioni per poter uccidere o farsi uccidere diventano legalizzate. Questo purtroppo è il dramma che stiamo vivendo, lo vediamo nelle conseguenze devastanti tutti i giorni in paesi più che democratici, ne ho citati 3, potrei proseguire, e dovrebbe preoccuparci tutti. Non dovremmo prendere sotto gamba, per esempio, questa particolare distruzione del principio non negoziabile del valore della vita, che riguarda il termine della vita, la dignità della vita fino alla morte naturale, ma dovremmo occuparci, a partire da quello che stiamo vedendo sulla eutanasia, anche di questi altri principi non negoziabili perché non solo parte della natura umana, ma perché oggettivamente riconoscibili da tutti. Mi hai dato alcuni dati che fanno accapponare la pelle. Io non sapevo del Canada addirittura dei carcerati, perché questo è il piano inclinato. Sapevo del Belgio o dell'Olanda, dove i bambini possono essere terminati anche senza il parere dei genitori. È così? Sì, anche senza parere dei genitori, perché senza il parere o addirittura con il parere dei genitori, che deve confermare quello che i bambini pensano. Ma un bambino a 13 anni, come un bambino a 10 anni o a 14 anni, in una condizione di difficoltà anche, diciamo, psicofisica, io vorrei sfidare chiunque che mi dimostri che questa persona, che questo bambino è in grado di intendere, di volere. È un po' come la storia del bambino di 13 anni in Italia che ha cambiato sesso per il proprio volere confermato dai genitori. Cioè, francamente siamo di fronte a delle distorsioni del valore primo del benessere del bambino che di per sé ci dovrebbe sì fare accapponare la pelle. E purtroppo è così. Purtroppo, quando l'abbiamo visto anche noi molte volte discutendo in Parlamento, Massimo, quando entra nella regola generale
il discorso della eccezione per motivazioni le più ipocriticamente nobili, e poi le eccezioni si espandono come l'elastico, perché ogni volta c'è un'eccezione che deve essere in qualche modo ordinata e legalizzata, e purtroppo le eccezioni nei paesi in cui l'eutanasia, chiamiamola con il proprio nome, l'eutanasia è entrata in voga da più anni, o che stanno spingendo come in Canada sull'eutanasia in maniera significativa, è chiaro che le eccezioni lì diventano sostanzialmente la vera regola da applicarsi ogni volta, purtroppo ovviamente. Sì, questo anche perché poi alla fine tutti cercano di mettere di mezzo un meccanismo esterno, giudice, che possa dichiarare, dare una parvenza di legalità e quindi mettere la coscienza a posto. C'era anche nel famoso T4, quando i tedeschi decisero di sterminare i diversi, quindi i malati mentali e tutti gli altri che loro consideravano degenerati, c'era il parere di 3 medici, perché dovevano avere la maggioranza, e la stessa cosa che avviene anche per l'interruzione di gravidanza. Viene chiesto una certificazione a un medico che possa dire che ci sono delle condizioni psicologiche soggettive. Io non ho mai visto nessun medico, a parte quelli che sono gli obiettori, che quindi non discutono, ma quelli che in qualche modo deputati a decidere le condizioni soggettive, non ho mai visto nessuno negarle. Se poi magari la signora lo faceva per motivi non drammatici, chi è che si oppone? E chi è che si opporrà in futuro a dire che uno vuole terminare la sua vita perché ha una sofferenza psicologica? Chi è che giudica una sofferenza psicologica? Chi è il medico oggi in Italia nel 2025 che dice a un malato: no, guarda, tu hai torto, non ti do la medicina che vuoi? Già è difficile così, figuriamoci in questo caso. Sì, certo, ma tieni conto che siamo all'eccesso in Canada proprio in questi giorni, oltre al caso di questo carcerato con sentenza definitiva, a cui è stata, diciamo così, proposta questa opzione, ecco. È ben immaginabile, al di là di quello che abbia compiuto o meno come reato questo carcerato, che le condizioni dei carceri in tutto il mondo non sono, diciamo così, come la villa di Onassis, e quindi uno dopo 2, 3, 10 anni, come dire, possa anche avere un momento di debolezza e pensare che no, e quindi ovviamente se lo Stato, invece di aiutarlo a reintegrarsi o a trovare una funzione anche di sviluppo della propria personalità all'interno del carcere, si dice: guarda, lasciamo perdere questi servizi, diciamo così, per il tuo reinserimento futuro, e piglia questa puntura e la finiamo qua. È bene per te che non soffri più dentro qui, e nello stesso tempo è bene anche per noi perché liberiamo un posto. Cioè, Certo. è questa, diciamo, la tentazione, che poi parte dal sentimento molto ipocrita della cura della persona, della carità, della generosità, dell'attenzione al malato, e poi diventa di fatto un modo di attuare una pena di morte indirettamente, convincendo il condannato a chiederla sostanzialmente. Sì, E lì in Canada, proprio in questi giorni, si sta discutendo addirittura l'impossibilità di poterla criticare, leggi come queste, perché con la scusa dell'estremismo religioso, di cui avremo probabilmente modo di parlare se avrai piacere di invitarmi una delle prossime volte, e soprattutto l'estremismo religioso islamico, la maggioranza cosiddetta liberale, che poi di fatto il Partito Liberale Canadese è un partito laburista, quindi socialista, sta cercando di far passare con il Partito del Quebec una nuova norma che impedisca pubblicamente di poter leggere i sacri testi, compresi quelli cattolici o cristiani. E quindi alla fine sarà quasi impossibile criticare, se non all'interno delle chiese e con una certa cautela, diciamo anche la dottrina e il catechismo della Chiesa Cattolica e i valori dei principi non negoziabili all'interno delle chiese, oltre che parlarne pubblicamente. Quindi
Siamo di fronte, diciamo così, a un approccio del nuovo, chiamiamolo statalismo antidemocratico occidentale, che non solo tende a distruggere questi 3 valori e principi non negoziabili della vita, della famiglia, della libertà e dell'educazione, attraverso norme che creano talmente tante eccezioni da svilirne il contenuto oggettivo, ma nello stesso tempo cerca di imporre delle norme che imbavaglino o diciamo così, impongano a tutti una narrativa, cioè un approccio della descrizione dei fenomeni sociali e dell'informazione che nascondono assolutamente non solo i principi, ma anche chi critica queste nuove norme. E questo lo trovo francamente molto preoccupante. È un virus all'interno del sistema democratico occidentale che può portare sì alla sua involuzione totale. Sì, e soprattutto perché voci contrarie a questa vulgata dopo la Corte Costituzionale che ha detto che appunto, come dicevi tu, in caso 1, 2, 3, che quindi è lecito, anzi non è punibile, perché adesso stiamo dicendo che non è punibile chi compie l'atto di aiuto al suicidio, ma mi sembra che di voci contrarie ce ne siano anche un po' poche. Mi sembra che anche da parte della CEI si spinga per avere una legge che faccia le eccezioni, ma qualcuno che tuoni in difesa della vita non mi sembra di sentire molte voci. Cosa dici, Luca? Allora, se posso parlare molto apertamente, dimmelo tu, e io parlo con grande sincerità. Penso che sia la possibilità che ci viene data. No, lo dico perché francamente dalle esternazioni di Monsignor Paglia quando era presidente della Pontificia Accademia della Vita, che in più di un'occasione negli ultimi anni ha aperto, diciamo, con grande ambiguità, ma a favore del suicidio assistito in qualunque caso, perché di questo stiamo parlando. Alla ultima intervista del cardinale Zuppi sul Corriere della Sera di qualche settimana fa, e io Esatto. sono molto preoccupato di quello che pensa la Chiesa e della sintonia tra quello che pensa la Chiesa e quello che pensa un certo mondo vicino al mondo radicale, che è sostanzialmente a favore dell'eutanasia, perché le due posizioni ormai con termini diversi, ma nella sostanza sono molto vicini a coincidere. Se questo è quello che pensa la Chiesa italiana, alziamo le mani, ma alziamo anche le barricate, perché questo non fa parte della dottrina sociale della Chiesa, non fa parte del catechismo della Chiesa cattolica e vive Dio, non fa parte nemmeno della tradizione italiana. Cioè, non è possibile che ci troviamo davanti a un'intervista come quella del cardinale Zuppi e dopo qualche giorno esce una sentenza della Corte Costituzionale su cui possiamo discutere. Io trovo molti aspetti molto positivi in questa sentenza che distrugge completamente la legge toscana e ricorda al Parlamento, semmai il Parlamento lo voglia fare, che non è obbligato a fare una legge nazionale a favore del suicidio assistito, ma può anche modificare i principi generali stabiliti dalla stessa Corte negli scorsi anni e quindi modificarli in positivo, non solo in negativo. Però vedo una coincidenza e una concatenazione di fatti molto, molto inquietante. Noi dobbiamo opporci con grande sincerità come fedeli del popolo cattolico e continuare a dire che laddove si emergono errori come in questi casi, in queste affermazioni più che ambigue dei nostri pastori, purtroppo anche del pastore che dovrebbe guidare la Chiesa Cattolica Italiana, bisogna dirlo con grande franchezza e senza nessuna spocchieria, ma invitandolo a ripensare ad alcune posizioni che sono francamente inaccettabili per chiunque abbia a cuore la propria fede e abbia vissuto minimamente il proprio impegno pubblico testimoniandola dentro il Parlamento o dentro la società, come abbiamo fatto sia te sia moltissimi degli ascoltatori di Radio Padana, Radio Libertà,
e della tua associazione. Sì, anche perché poi l'invito, e condivido tutto, l'invito che viene fatto è quello di evitare contrapposizioni politiche come se come se il bene stesse sempre in una sorta di compromesso dove sì, un po' di eutanasia, ma non troppo, un po' di aborto, ma non troppo, un cicinin di famiglia, ma non troppo. Ecco, non penso che sia coerente con una posizione. A un certo punto l'eutanasia è un male e tutto quello che ci assomiglia va assolutamente negato e contrastato. E questa è una battaglia che anticipa e previene tutti i possibili schieramenti. Luca, Ma oggi siamo riusciti a fare il primo principio. Io ti ringrazio di questa presenza, è stato una cosa molto bella incontrarti qui, rinnovare alcune intenzioni fondamentali e ti do un arrivederci alla prossima sugli altri due temi. Ringrazio te, tantissimo. ringrazio gli ascoltatori, auguro una buona giornata e un buon anno a tutti. Grazie a voi e grazie a te. Avete ascoltato Umanitaria Padana Onlus.